5 anni di carcere, questa è la richiesta del PM nel corso dell'udienza del processo per la morte di Davide Rebellin. Sono stati sentiti come previsto il consulente della difesa e il consulente del pubblico ministero, hanno discusso sulla dinamica, su un eventuale concorso di colpa di Rebellin, sulla visibilità o meno di Rebellin. È stata chiusa l'istruttoria, il collegio ha dato la parola alle parti, quindi si è tenuta la discussione. Al termine della discussione, visto anche l'orario, in quanto si è discusso a lungo, è stato disposto un rinvio al 14 ottobre per eventuali repliche e la lettura della sentenza. Il collegio sicuramente in queste settimane approfondirà la vicenda e poi appunto emetterà la sentenza. Un'udienza tecnica quest'oggi per il processo che ha visto imputato il camionista tedesco 64enne Wolfgang Rieke, accusato di aver travolto e ucciso il 30 novembre 2022 in una rotonda di Montebello Vicentino Davide Rebellin, l'ex campione di ciclismo di Lonigo, mentre si stava allenando in bicicletta. L'udienza odierna era stata fissata il 24 giugno scorso, dopo che all'imputato erano stati revocati gli arresti domiciliari a causa delle gravi condizioni di salute in cui versava. A maggio, infatti, l'uomo era stato colpito da ictus ed era stato ricoverato in un ospedale in Germania. A dicembre del 2023 il GIP di Vicenza aveva respinto la richiesta di patteggiamento a 3 anni e 11 mesi presentata dalla difesa. Il camionista tedesco era accusato di omicidio stradale con l'aggravante della fuga. Oggi sono stati sentiti i periti che hanno ricostruito la dinamica dell'incidente. Il prossimo 14 ottobre in tribunale i legali si attendono la lettura della sentenza. Sono stati sentiti i due consulenti, gli ingegneri che hanno ricostruito l'incidente, quindi sia quello della procura che quello della difesa. L'udienza è stata abbastanza veloce, è durata un paio d'ore, 2 ore e mezza. Alla prossima udienza del 14 ottobre verrà data lettura della sentenza emessa dal Tribunale. Sì, la prossima udienza è fissata appunto per eventuali repliche e per lettura del dispositivo della sentenza.